Ai piedi di queste montagne, che sembrano ergersi a naturale difesa del Bergamasco, c'è la Val Seriana. È una delle zone più ricche d'Italia. Nel fianco di ogni montagna si apre il cieco occhio d'una galleria. Nel sottosuolo di questa regione, a migliaia di metri di profondità, c'è lo Zingo. Quel paese laggiù è Oneta, uno dei tanti piccoli centri che popolano la vallata. Sono modesti paesi in cui vive una gente forte, paziente, taciturna, la gente delle miniere. I minatori vanno al lavoro di buon'ora. L'unico sole della giornata di questi uomini splende all'alba. È il sole che li accompagna al lavoro, che li fa sudare mentre s'arrampicano sui fianchi della montagna fino alla miniera. Ogni uomo porta con sé una lampada. Fra poco, nel cieco mondo del sottosuolo, non ci sarà a dargli luce che la tenue fiamma dell'acetilene. Ecco l'imbocco di una miniera di Blenda, il minerale da cui si estrae lo zingo. Per raggiungere il giacimento si devono percorrere chilometri di gallerie. Qua sotto si lavora al freddo, in un'atmosfera gravida d'umidità. Questo piccolo spiazzo si chiama cantiere di coltivazione. La roccia delle pareti è incrostata di zingo. Il minatore si applica la mascherina per proteggersi dalla polvere, afferra il perforatore ad aria compressa e s'accinge al lavoro. Nei fori verranno piazzate delle mine. Dopo lo scoppio, una squadra di spalatori caricherà il materiale nei vagoncini che affluiscono da tutte le arterie della miniera. Una piccola ferrovia Decoville congiunge la miniera alla stazione di partenza. Scaricato nei silos della stazione, il minerale verrà ricaricato nei vagoncini della teleferica. Da qui il minerale blendoso viene spedito alla laveria, in fondo alla valle, dove avrà inizio il ciclo della lavorazione.
Dai blocchi che gli uomini scaricheranno nei silos della laveria si dovrà ricavare un concentrato di blenda con una percentuale di zinco del 60%. Dai silos il minerale grezzo passa direttamente in un vaglio, sulla cui graticola i pezzi più piccoli vengono divisi dai più grossi che, lavati, precipitano su un nastro scorrevole. Tale nastro passa davanti agli occhi vigili di esperte operaie, le quali scartano la roccia sterile. Quella blendosa scivola nel frantoio e di lì un grosso mulino la trasforma in polvere. Il minerale è ora pronto per la flottazione. La polvere blendosa viene agitata fino a separare fra loro i diversi solfuri metallici e a ottenere il concentrato di blenda. Un esperto controlla i gradi di concentrazione. Trasformato in poltiglia, il minerale passa ai filtri che gli tolgono l'umidità. Nei forni subirà poi il prosciugamento definitivo. La blenda veniva un tempo spedita in Germania e nel Belgio per subirvi il trattamento elettrolitico, dato che in Italia mancava l'impianto adatto. La quota pagata per tale necessità consisteva nel 42% del minerale. Oggi invece il camion si avvia verso il fondo della vallata, dove i minatori stanno costruendo coi propri fondi le loro case. Su questa strada che conduce all'enorme terrapieno su cui sta sorgendo il più grande stabilimento elettrolitico d'Europa. Quello che vedete è un lavoro costato miliardi e lunghi anni di fatica e che ora rappresenta un vero e proprio patrimonio nazionale. Da questi impianti costruiti in parte con l'assistenza finanziaria dell'America, i concentrati di blenda e calamina che arrivano dalle laverie usciranno in pani di zinco puro. Ecco un grande padiglione. È il reparto di arrostimento. Nel suo interno si sta montando un forno Nichols. Dentro questo forno stratificato verrà bruciato e quindi liberato lo zolfo contenuto nel minerale. I lavori di costruzione proseguono intanto a ritmo accelerato. La sistemazione del piazzale è una delle necessità più urgenti. Un'officina meccanica lavora alacremente per la manutenzione e le riparazioni dei macchinari. Gli operai stanno mettendo a punto le lastre di alluminio che agiranno da catodi nelle celle elettrolitiche. Questi sono torni frontali di precisione per materiali di qualunque spessore. Dalle casse vengono intanto sballate queste pompe Worthington, che insieme alla maggior parte del materiale provengono dall'America. Questo è il reparto di liscivazione. Qui il materiale, sciolto nell'acido solforico in tine di cemento armato, verrà filtrato nei filtri continui e poi passerà nei filtri a pressa, ove sarà depurato della parte fangosa e ulteriormente concentrato. In questi enormi pozzi ancora in costruzione scenderà il solfato di zinco, ma la soluzione ancora impura dovrà essere liberata dai sali. Per separare definitivamente lo zinco, essa dovrà venire elettrolizzata. Tale trattamento avviene nelle celle elettrolitiche. La soluzione attraversata dalla corrente elettrica lascia depositare il metallo di zinco sulle lastre di alluminio. Sarà poi separato e inviato ai forni Siemens, dove verrà fuso e quindi colato negli stampi. Uscirà dallo stabilimento in pani di zinco commerciabili della purezza del 99,99%. Nella centrale elettrica autonoma i grossi trasformatori mutano la corrente alternata in corrente continua. Le intensità di corrente sono controllate e regolate sugli appositi quadri di comando. Un altro reparto di vitale importanza è il laboratorio chimico. In esso verranno fatte le analisi di controllo del minerale in arrivo, delle varie fasi dei suoi trattamenti e del prodotto finale.
raccordo ferroviario permetterà ai vagoni provenienti da altri giacimenti di arrivare dalla stazione di Nossa direttamente in ogni reparto. È terminata un'altra giornata di lavoro. Centinaia di operai e di impiegati tornano alle loro case. Quando lo stabilimento potrà funzionare, ci sarà lavoro per altre centinaia. Gli uomini della Val Seriana hanno fiducia nell'avvenire.